Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci segue da lontano, buongiorno a chi è qui in sala, è un piacere comunque ritrovarci in questi tempi che semplici non sono. Prima di cominciare io vorrei subito invitare voi e chi è a casa a seguirci in questo canto di apertura per cominciare questo momento di lode al nostro Signore. Col canto numero 16 nasce un canto. Dio Padre onnipotente e misericordioso, lode e gloria a te, Signore, perché per chi tu sei, Signore, per quello che fai, per quello che ci doni secondo la tua volontà. Arriviamo a te, Signore, da questa assemblea, arrivino a te, Signore, da questa assemblea le invocazioni, le preghiere, le lodi che tutti gli abitanti del cielo e della terra sono dovuti a rivolgerti. Accompagna anche oggi la nostra preghiera, che sia a te gradita, e dona alla tua Chiesa sparsa su tutta la terra la presenza dello Spirito Santo. Amen. Volevo leggere con voi questa mattina il Salmo 62, i primi 4 versetti che dicono: Solo in Dio trova riposo l'anima mia, da Lui proviene la mia salvezza. Solo Lui è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio, e io non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo, come si abbatte una parete che pende o un muricciolo che cede? Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza, prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma in cuor loro maledicono. È questo un salmo di Davide, nel quale egli dimostra e proclama la sua fiducia nel Signore. Egli dice esplicitamente in questi primi versetti di trovare il suo riposo nel Signore e lo definisce il mio alto rifugio, la mia rocca, al versetto 2. È convinto che l'azione del Signore farà in modo che i suoi nemici non potranno sopraffarlo. E come detto in altre occasioni parliamo di nemici spirituali, chiaramente. Il tema della fiducia in questo salmo è centrale, come è centrale in tutto il Vangelo. Infatti, come Davide, come il salmista, anche Gesù Cristo manifesta la sua totale fiducia nei confronti del Padre durante le sue preghiere e ne fa l'atteggiamento fondamentale della sua vita. Quindi è da chiederci anche noi stamattina se riponiamo tutta la nostra fiducia nel Signore, se facciamo della fiducia in Dio il nostro atteggiamento fondamentale nella vita. In questo momento che ripetiamo da più di qualche anno purtroppo ormai, non essere semplice, e sembra che all'orizzonte qualche nube si stia addensando, ma ripeto, dobbiamo avere fiducia e avere un atteggiamento positivo nei confronti del Signore, perché Lui è la nostra rocca, come dice Davide, è la nostra salvezza. Quindi io inviterei tutti di nuovo a cantare con i nostri amici musicisti il canto numero 42, Chi lassù nel cielo. È simile a te, chi ha
Padre onnipotente e misericordioso, a te la gloria, l'onore e le lodi da questa assemblea. A te oggi come comunità vogliamo rivolgere le nostre preghiere, i nostri ringraziamenti per quanto hai fatto e vorrai fare nelle nostre esistenze. Ebbene, io vorrei adesso invitare in questo momento chi ancora non ha scelto di donare la sua vita al Signore in questa sala o chi ci sta seguendo da remoto, di pensarci, perché i tempi che stiamo vivendo, come detto, non sono semplici. I tamburi del nemico si sentono da lontano. La nostra unica speranza è la vita in Gesù Cristo. Quindi io invito l'Assemblea ora a proporre, a donare le proprie lodi al Signore. Sia lode e gloria a te, o Signore. Sia benedetto il tuo nome, perché tu, Signore, sei colui che interviene nei nostri problemi di ogni giorno, nei problemi della Chiesa, nei problemi dell'umanità. Signore, vogliamo lodarti per questa tua potenza e per questa tua gloria. Ti chiediamo, Signore, benedici questo momento di incontro, questo momento di preghiera, questo momento di riflessione. Ti preghiamo, Signore, perché i tempi che stiamo percorrendo sono tempi difficili e noi abbiamo bisogno di te, Signore. Ma noi ti preghiamo e ti lodiamo perché sappiamo che tu ci sei, Signore. Alleluia. Chi lassù nei cieli è più potente di te, Signore? Nessuno. Amen. Amen. Padre, grazie. Ti benediciamo questa mattina, ti adoriamo per la tua fedeltà, per la tua bontà, Signore, per il tuo infinito amore che hai dimostrato per ognuno di noi. Grazie perché hai inchiodato la nostra colpa su quella croce, Signore, hai pagato il nostro debito e ora possiamo venire alla tua presenza, Signore, santi, immacolati, puri, grazie all'opera della croce, Signore. Così vogliamo dirti con tutto il cuore grazie per ciò che tu sei, grazie per ciò che fai e grazie anche per ciò che non fai, perché tu ci ami e vuoi per noi il meglio, perciò vogliamo confidare con piena fiducia in te, Signore, perché tu sei fedele, tu mantieni le promesse, le hai mantenute nel passato al tuo popolo e le mantieni oggi alla tua Chiesa e a ognuno di noi, Signore, tu dici non temere perché io sono accanto a te. Grazie per la tua presenza, Signore, questa mattina. Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Giungano, Signore, le lodi agli abitanti di tutta la terra, a questa Chiesa, da coloro che tu hai creato, Signore, nel profondo del cuore, che hai manifestato, Signore, il tuo amore verso tuo Figlio, Signore. Grazie per questo sacrificio, Signore, che tu hai fatto, Signore, che nulla potrebbe ripagare se non offrirti tutte le nostre vite, Signore, i nostri pensieri, i nostri atteggiamenti, le nostre azioni, Signore, che siano in te. Per questo io ti prego e ti lodo nel nome di Gesù. Amen. Signore, grazie, Signore, perché possiamo stare alla tua presenza, Signore, grazie perché tu sei fedele, Signore, sei giusto, Signore. Signore, grazie perché sei tu che gestisci ogni cosa, Signore, e lo fai nel modo migliore, Signore. Ti ringraziamo e ti vogliamo lodare perché tu sei degno di lode, Signore, sei degno di essere qua, Signore, sei il nostro Padre, sei il nostro Salvatore, Signore. Noi ti vogliamo lodare e ringraziare per tutto quello che tu fai per noi ogni giorno. Amen. Amen. A
te, Signore, la lode e la gloria. Grazie, Signore, per la tua presenza. Grazie per il dono di Gesù Cristo che ha mediato per noi con te, Signore, che si è addossato le nostre colpe, che si è fatto inchiodare alla croce per i nostri peccati. Proseguiamo con il canto numero 57. Padre, ho bisogno di te, perché noi abbiamo bisogno di te, Signore. Noi abbiamo bisogno della tua misericordia, abbiamo bisogno della tua protezione, abbiamo bisogno di te come rifugio, come rocca. Grazie. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, popolo. Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. In questi versetti il salmista ripete e rafforza i concetti già espressi nella prima parte. Dio dice la sua protezione e usa le metafore della rocca e della fortezza per rendere l'immagine di protezione e sicurezza, a cui indirizzare appunto la sua anima. E si trova non solo nell'esortazione a se stesso, vedi il versetto 5 quando dice anima mia trova riposo in Dio solo, a trovare riposo appunto in Dio, ma si rivolge anche all'assemblea, quindi a ciascuno di noi. Allora quando al versetto 8 dice testualmente confida in Lui in ogni tempo, o popolo, Dio è il nostro rifugio. E quindi anche in questo tempo incerto, come si è detto, se vogliamo indefinito, rivolgiamo e poniamo la nostra fiducia in Dio Padre che non abbandona mai il suo popolo. Cantiamo il canto 97, Torno alla vera adorazione. Mi pento per quello che ne ho fatto.
Gli uomini del volgo non sono che vanità, e i nobili non sono che menzogna. Messi sulla bilancia vanno su, tutti insieme sono più leggeri della vanità. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da essi il vostro cuore. Dio ha parlato una volta, 2 volte ho udito questo, che il potere appartiene a Dio. A te pure, o Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. In questa ultima parte del Salmo, al versetto 9 e nei seguenti, Davide ammonisce e mette in guardia il fedele dalla vanità, dal soffio, ci dice una traduzione, oppure da ciò che è transitorio in antico ebraico, rappresentato dalla ricchezza, ovvero dalla fiducia che l'intera umanità Davide la comprende nelle parole uomini del volgo e nobili, comprendendo poi tutta l'umanità in questi 2 estremi, e ammonendo appunto ciascuno di noi a riporre le sue ricchezze accumulate poi in maniera disonesta. Alla fine il salmista nel versetto 12 conclude con 2 verità, ossia la sua infinita misericordia, anche il suo essere giusto riferito a Dio, per cui egli ricompenserà o punirà ciascuno secondo i suoi meriti e le sue colpe. Amen. Invito Riccardo a continuare questo momento di lode con quello che vorrà dirci stamattina. Sarà Vittorio, e allora c'è stato un errore di sbaglio, chiedo scusa. Prego Vittorio, grazie. Bene, buongiorno a tutti. Introduciamo questa riflessione che faremo con l'affrontare la prima lettera di Timoteo e il primo capitolo e anche altre letture. Introduciamo questo con una preghiera. Signore, noi ti preghiamo perché sia lo Spirito Santo a parlare ad ognuno di noi attraverso la tua parola, perché sia lo Spirito Santo a indurci a riflettere su quelli che sono i problemi che tu metti di fronte agli uomini delle tue chiese. Grazie Signore, perché alcuni uomini della tua chiesa, come l'Apostolo Paolo, seppero risolvere i problemi. Grazie Signore, perché la tua parola ci mostra come possiamo fare a risolvere i problemi che incontriamo nella nostra vita ecclesiale di ogni giorno. Ti preghiamo Signore perché queste letture abbiano anche una loro applicazione nella nostra vita pratica di ogni giorno, nella nostra conoscenza e nella nostra coscienza, Signore. Ti preghiamo e ti lodiamo per il tuo amore immenso che va oltre ogni nostro limite e incapacità. Amen. Dunque, accennavo che vi sono diversi problemi nella vita cristiana e i problemi debbono essere risolti. L'Apostolo Paolo è un esempio di come alcuni problemi di fronte ai quali le assemblee si trovano pone soluzioni adeguate. Noi stiamo studiando insieme il venerdì, come credo quasi tutti voi sapete, il libro degli Atti, e ci rendiamo conto di come le chiese primitive nel senso che sono le prime assemblee costituite, debbono affrontare delle problematiche, e tra queste, tra qualche tempo, affronteremo
le problematiche che devono affrontare gli efesini. La chiesa di Efeso ha molte situazioni complesse. Naturalmente Paolo è un eroe della fede che non deve essere divinizzato. Dobbiamo riconoscere pure nella sua non divinizzazione il suo profilo altissimo dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista pastorale e dal punto di vista appunto anche culturale, nel senso di un conoscitore delle culture nelle quali si trovava ad agire. Va inoltre individuato che ogni cristiano si trova di fronte a varie problematiche, spesso inaspettate, le cui soluzioni spesso non sono facili. Parliamo di Paolo e di un primo problema che troveremo in Atti. Dico lo troveremo anche perché lo troveremo noi nel nostro studio, e c'è un battesimo di cui si parla, è il battesimo di Giovanni. Alcuni credenti in Efeso furono battezzati con il battesimo di Giovanni, ma c'è un problema, costoro non hanno mai sentito parlare dello Spirito Santo, e noi troviamo questo passo in Atti, lo leggiamo insieme, al capitolo 19, al versetto 4 fino al versetto 6. Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore, e avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa 12 uomini. Il problema non è di facile soluzione, ma è un problema. Questi fedeli, che sono fedeli al battesimo di Giovanni, non conoscono quello che sarebbe dovuto accadere, e quindi il battesimo dello Spirito Santo, un problema che Paolo risolve con l'aiuto dello Spirito Santo, ma facendo loro capire che è Gesù la salvezza e non Giovanni. E il battesimo del ravvedimento non era per loro sufficiente. Secondo problema, ci troviamo sempre a Efeso, perché questi sono i problemi proprio della chiesa di Efeso. In sinagoga la predicazione di Paolo non viene accettata, e Paolo uscì dalla sinagoga e dovette recarsi in un altro luogo, nella scuola di Tiranno, dice la parola. Atti 19, il versetto è il numero 9, e così dice: ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere, dicendo male della nuova via davanti alla folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di Tiranno. Tutto questo produce benedizioni, come dice ancora la parola, ma ci troviamo già di fronte a una terza problematica: il tentativo da parte di alcuni di usare lo Spirito Santo senza averne diritto, senza averne autorità. 7 fratelli che cercano di cacciare i demoni e addirittura sono aggrediti dallo spirito maligno. Anche questo atto, con l'intervento di Paolo, produce fede e benedizione, perché ci troviamo di fronte a un
momento storico in cui nella comunità di Efeso arrivano quasi come una valanga molti falsi dottori, molti maghi, però che cosa succede? Che i maghi bruciano i loro libri, e quanti esercitano le arti sacre, ma questa sacralità che è non la sacralità di Cristo, ma una sacralità ben diversa che viene dal nemico, si sentono che l'intervento dello Spirito Santo attraverso Paolo li redime, li fa diventare uomini nuovi, e bruciano i loro libri, buttano via tutto quello che è idolatrico. Ma c'è anche un problema di idolatria diverso ad Efeso, ed è un quarto problema. Bisogna sapere che ad Efeso c'è un tempio dedicato a Diana, una divinità pagana, e addirittura si dice che la sua immagine caduta dal cielo sia conservata in un tempio. Questa è una problematica ancor più di difficile soluzione per la comunità di Efeso, perché innesta due meccanismi. Il primo è che gli artigiani fabbricanti di statue sono danneggiati nella loro attività economica, e il secondo è che ci troviamo di fronte a una fede popolare che ha una sua lunghissima tradizione, e questo è un problema che non è di facile soluzione. Qualche tempo dopo, arriviamo al 60 circa d.C., nella lettera agli Efesini, scritta appunto in questo periodo, Paolo fa emergere la centralità della salvezza per grazia e la dispensazione di essa agli stranieri rispetto al popolo di Israele, mettendo in luce la certezza dell'intervento del Dio di Israele nel quadro della salvezza di tutta l'umanità, non soltanto del popolo ebraico. La lettera sollecita al rinnovo interiore di ognuno, all'unità e al comportamento reciproco. È molto celebre quella pagina in cui si parla dei genitori e dei figli e della loro reciprocità per quanto riguarda il rispetto e il comportamento. Tra il 63 e il 66, chiaramente sempre dopo Cristo, Paolo è ancora preoccupato delle problematiche degli Efesini, e per questo incarica Timoteo con una lettera densa di esortazione e di amore, come troveremo oggi e nei prossimi incontri in cui affronteremo questa lettura. Ma leggiamo immediatamente Timoteo 1, il primo capitolo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, tra un po' compare anche nel video, eccolo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo, nostra speranza, a Timoteo, mio figlio legittimo, nella fede, grazia, misericordia, pace da Dio, Padre, e da Cristo Gesù, nostro Signore. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso, per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza.
Noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo, sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui, i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che Egli mi ha affidato. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo, ma per questo mi è stata fatta misericordia affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Al Re eterno immortale, invisibile, all'unico Dio, siano lode e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Tra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Ecco che Paolo, ancora preoccupato di quello che sta accadendo ad Efeso e rendendosi conto che i problemi non sono spariti, nonostante le sue predicazioni intense e la sua presenza precedente, ci troviamo di fronte ad una problematica in più. Alcuni debbono, come si dice, essere messi in riga e non devono insegnare dottrine false. È interessante questo che noi troviamo in questo versetto, perché non si dice insegna, ma si dice impedisci che costoro insegnino. Sorgono false credenze, dottrine false, se non c'è un controllo nell'attività del gruppo. Allora Paolo dà appunto questo incarico a Timoteo. Rimani ad Efeso, Timoteo viene da Listra, non è un efesino, ma viene incaricato da Paolo di rimanere lì al fine di ordinare, ripeto, di non insegnare dottrine diverse per un obiettivo. Rimani là per il raggiungimento dell'amore, che è il risultato finale. Pensate un po', mentre apportavo questi appunti, mi veniva in mente l'esempio del binario. Un treno, se rimane sul binario, va diritto verso il suo obiettivo, verso la sua meta. Anche il cristiano ha un binario, anzi una corsia unica, vorrei dire, che è quella di Gesù Cristo, e si deve rimanere sopra ad essa, altrimenti deragli, vai fuori. E così una delle preoccupazioni di Paolo è questa: Timoteo, controlla gli insegnamenti, controlla, frena le dottrine diverse rispetto a quelle che ho portato io.
altrimenti qui si deraglia. Mantenete la rotta, attenti a non sconfinare. Paolo fa l'esempio della nave, perché è più consono al suo tempo storico. La nave fa naufragio se non segue quella rotta. L'insegnamento dunque è un ruolo estremamente delicato. Insegnare significa lasciare il segno. Se io lascio un segno sbagliato, chi percorre il mio segno andrà in una direzione opposta forse a quella che vorrei dare io. L'insegnamento è un problema molto serio, può causare non solo degli errori, ma anche dei danni immensi. E quando si parla di insegnamento non ci riferiamo alla nozione, ma ci riferiamo a quella che è la condotta, la direzione, perché la nozione può essere anche non fondamentale. Io ho trovato una volta che nel libro di storia che avevamo adottato nel nostro corso c'era una data che per combinazione io mi ricordavo molto bene, è la battaglia di Legnano combattuta nel Medioevo esattamente nel 1176, è una delle non molte date che io ricordo a memoria, per dire la verità, ma questa data la ricordavo a memoria e sul libro di storia era scritto 1376, pensate un po', un libro di storia, ma il libro di storia di cui parlo possedeva un'autorità che andava ben al di là di questo piccolo particolare, per cui l'insegnamento di questo libro non veniva meno. Certamente questo qui era un dettaglio sul quale l'editore avrebbe dovuto stare maggiormente attento, però non è questo che fa la differenza. L'insegnamento, inteso come lasciare un segno, non si esaurisce alla nozione, ma alla filosofia di vita. Ed ecco dunque che se qualcuno non insegna secondo i dettami della sana dottrina, è meglio che taccia. Bisogna impedire di insegnare a quelli che lavorano male, a chi insegna male, che non è un buon insegnante. E quindi in un certo senso bisogna educare gli insegnanti. E allora tu Timoteo, dice Paolo, dovrai fare una sorta di supervisore e dovrai dare un suggerimento preciso a tutta la comunità sulla base di, abbiamo letto, un cuore puro, una buona coscienza e una fede sincera. È una mirabile sintesi che ci fa capire appunto come, ripeto, cuore purificato, consapevolezza di peccato e fede assoluta in Cristo, che ci fa capire qual è il percorso da portare avanti. Quindi, di fronte alla deviazione, costoro, i cattivi insegnanti, non sanno quello che insegnano. Bisogna riconvertire il tiro perché stanno sbagliando la direzione. E perché stanno sbagliando la direzione, dice l'Apostolo? Perché non hanno un cuore purificato, non hanno consapevolezza del peccato e soprattutto non hanno fede in Cristo. Loro non sanno e insegnano. Sono dottori, eppure non hanno l'autorità per essere tali. E noi invece sappiamo, dobbiamo essere credibili e testimoniare. Che cosa? Testimoniare la legge che condanna, ma attenzione, che cosa e chi condanna la legge? Stai attento Timoteo, la legge condanna gli iniqui, i ribelli, gli empi, i peccatori, i sacrileghi, gli irreligiosi, coloro che uccidono padre e madre, gli omicidi,
i fornicatori, i sodomiti, i mercanti di schiavi, i bugiardi, gli spergiuri. E vorrei aprire una parentesi perché mi ha spesso messo in crisi, non so se è successo anche a voi, l'atto dell'ingresso nella terra promessa da parte del popolo di Israele. Ho avuto l'impressione che ho corretto nel tempo che il popolo di Israele sia stato molto violento e guardate che cosa vi dico, perché l'impressione che l'ho avuta è stata tale ed ingiusta nei confronti dei popoli con i quali si confrontava. E allora voglio rimandarvi a Giosuè, al capitolo 6 e al versetto 20 e 21. Andiamo insieme al libro di Giosuè, il capitolo è il 6, il versetto 20 e 21, e vi renderete conto che questa è una deviazione funzionale al ragionamento che sto facendo. 20 e 21 dicevo: il popolo dunque gridò e i sacerdoti suonarono le trombe, e quando il popolo udì il suono delle trombe lanciò un gran grido e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, il popolo di Israele naturalmente salì nella città, ciascuno dritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fil di spada uomini, donne, bambini, vecchi, buoi, pecore e asini. Questa è la caduta di Gerico. E c'è un'altra città in questo territorio che si chiama Ai, e la città di Ai viene conquistata in questo stesso modo così forte. Il capitolo è l'8, i versetti sono l'1 e il 2. Passo al testo. Poi il Signore disse a Giosuè: non temere e non ti sgomentare, prendi con te tutta la gente di guerra, alzati e sali contro Ai. Guarda, io do in tua mano il re di Ai, il suo popolo, la sua città, il suo paese. Tu tratterai Ai e il suo re come hai trattato Gerico e il suo re. Ne prenderete per voi soltanto il bottino e il bestiame. Tendi un'imboscata dentro la città. E il Dio giusto ha deciso così. Più tardi ci sarà la battaglia di Gabaon e ancora una volta osserveremo un popolo combattivo, un popolo che uccide. Ma la mia preoccupazione fu, le prime volte che leggevo questo passo e questi passi, ma allora ci troviamo di fronte a un Dio che organizza la violenza, a un Dio che giustifica l'omicidio. Qui ci sono degli uomini, delle donne e dei bambini, avete sentito? Avete sentito che ci sono degli uomini o dei bambini che muoiono? Ora il discorso è assolutamente difficile da capire, ma alla fine dei tempi i malvagi saranno colpiti da sterminio dopo una guerra. La giustizia di Dio è una giustizia di fronte alla quale non dobbiamo preoccuparci né giudicare anticipatamente noi. Questo non autorizza letture contemporanee. Mi sto spiegando? Questo non autorizza letture contemporanee della storia di Israele. Perché c'è qualche osservatore internazionale che descrive le guerre dell'attuale Israele contro i paesi arabi come espressione di una continuità dello scontro dei tempi di Giosuè. Io ho conosciuto una persona che mi è parsa addentrata nelle questioni medio orientali, che un giorno mi ha parlato di questa guerra di Israele condotta, pensate un po' che cosa mi ha detto, contro i nuovi filistei.
Non vi è nessuna giustificazione che possa spiegare il confronto tra questi due fatti storici, quello dei tempi di Giosuè e quello contemporaneo. E non si possono insegnare dottrine diverse. Il Dio di Israele ha giustificato la distruzione di Gerico, la distruzione di Ai, perché secondo il suo indiscutibile pensiero, questi popoli peccatori dovevano essere sterminati e dovevano essere sterminati dai suoi strumenti, che erano il popolo di Israele, che erano coloro che seguivano Giosuè nella conquista della terra promessa. E ora, dopo questa parentesi, che spero abbia aperto anche per voi una finestra su quella che era la situazione di Israele e quella che è stata la violenta conquista della terra promessa, torniamo strettamente a Timoteo. Quelli che non hanno un cuore puro, abbiamo detto, una buona coscienza, una fede sincera, sono tutto questo, sono iniqui, sono ribelli, sono empi, sono peccatori, sono sacrileghi, irreligiosi, uccisori di madre e padre. Si può uccidere la madre e il padre anche senza usare le armi. Sono omicidi, sono fornicatori, si può uccidere le persone anche con la lingua. La fornicazione può essere anche un pensiero. Sono sodomiti, sono mercanti di schiavi, sono bugiardi e sono spergiuri. Anche la menzogna è condannata dalla parola di Dio. Tutte queste cose sono le cose che appartengono a coloro che non sono stati rigenerati dallo Spirito Santo. Riecheggiano le parole anche di Romani 12 in alcuni passaggi. Sentite, sì, di Romani 6 volevo dire, sentite questo passaggio, Romani 6, i versetti sono tra 10 e 12, andiamo a vederlo insieme. Romani 6, versetti 10 e 12. Poiché il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere in Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Bisogna morire al peccato, bisogna superare. E chi è morto al peccato non pecca più. Queste cose, questa iniquità non appartiene più a lui. O si è rinnovati dal sangue di Cristo o si rimane peccatori. Non c'è un né di qua né di là, ma i settori sono due, o quello del peccato, della permanenza del male, o quello della salvezza. Il né di qua né di là non esiste, una specie di Svizzera dell'anima e di persone che non si vogliono compromettere né con lui né contro di lui. Mi sono trovato a Cagliari in un albergo dove, come faccio di solito quando mi muovo negli alberghi, cioè quasi mai, ma poi lo faccio invece per altra attività che è quella dei Gedeoni, e ho proposto la Bibbia e ho detto, anche se io sono di Udine e non ho competenza su questo territorio, vorrei suggerire se per le vostre camere ci possono essere le Bibbie, ve le faccio portare. Il Nuovo Testamento di Gedeoni, conoscete qual è l'attività, ve le faccio portare, non dovete affrontare nessuna spesa. E mi ricordo la signora della reception che disse, no, noi non vogliamo né la Bibbia, né il Corano, né nessun altro libro religioso, noi siamo neutrali, siamo come la Svizzera. E disse questo, una specie di Svizzera dell'animo, ce lo dicono anche alcuni amici. Io non voglio né essere un amico di Gesù Cristo né essere un nemico.
sto a vedere che cosa succede. Questo è un atteggiamento condannato dalla scrittura. Chi sta in questa posizione sta dalla parte opposta, da quella dell'elenco che abbiamo fatto precedentemente. E allora ecco le parole di Paolo che, rinnovato dallo Spirito Santo, invece ha capito. Grazie Signore, sono servitore, grazie per avermi stimato degno della tua fiducia, ponendomi al tuo servizio. Il senso, tornando al nostro brano di Timoteo, il senso appunto del versetto numero 21. Grazie Signore perché sono un tuo servitore. E pensare che ero nel mezzo dell'ignoranza e dell'incredulità. La grazia di Gesù per salvare i peccatori. Vuoi essere salvato? Chiedilo a Gesù. Il peccatore necessita della misericordia che Gesù gli dà. E ancora una volta facciamo questo appello a voi tutti che siete qua dentro. Non conosco ognuno di voi qual è la sua condizione e non conosco la condizione di chi ci sta seguendo attraverso questo online che abbiamo. Se tu vuoi essere salvato, rivolgiti a Gesù Cristo, e Lui, è soltanto Lui che ti può dare la vita eterna, riconoscendoti peccatore e riconoscendo che hai bisogno della salvezza che viene solo da Lui. Versetto 17 di Prima Timoteo, lo rileggiamo. Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ti affido questo incarico, Timoteo. Ordina che non si insegnino dottrine diverse da quella che celebra Cristo. Lo scopo, l'obiettivo è alimentare l'amore che può venire solo da un cuore puro, da una buona coscienza del problema, da una consapevolezza, la certezza della fede in Gesù. Combatti la buona battaglia. La vita cristiana è una battaglia che va combattuta con armi spirituali. Non siamo più alle soglie della terra promessa di cui parlavamo per Giosuè. Con Cristo siamo entrati nella promessa. La terra ci appartiene. La conquista è avvenuta. È per il suo sangue, non per la nostra abilità. Dobbiamo però conservare le posizioni, mantenere il binario, insegnare a mantenere il binario per non dirottare. Possiamo fare noi impropriamente, come abbiamo fatto, l'esempio del binario. Paolo ricorda che la buona coscienza impedisce il naufragio e alcuni hanno rinunciato a questa buona coscienza per seguire dottrine diverse. Noi invece dobbiamo alimentare la buona coscienza e continuare nella rotta che impedisce il naufragio che ad altri è toccato. E fa dunque l'esempio di naufrago e cita due naufragati che dovranno soffrire molto per imparare a non bestemmiare. Siamo abituati a credere che la bestemmia sia il pieno, aperto insulto a Dio. Lo è, indubbiamente. Ma la bestemmia è anche l'insegnamento di dottrine diverse e di favole. A Efeso si credeva che l'immagine, come abbiamo letto, della divinità Diana caduta dal cielo fosse custodita in quella città. Si credeva che fosse custodita in quella città, nella quale c'era anche un grande tempio a lei consacrato. Una favola alla quale i mercanti e gli artigiani della città non intendevano rinunciare, perché da questa favola si alimentava il loro guadagno. Un'altra storia non scritta nel Sacro Libro parla di Maria, la madre di Gesù, morta a Efeso e assunta in cielo dagli angeli.
La preoccupazione di Paolo non è dunque infondata e 2000 anni dopo questa lettera ancora qualcuno che si proclama cristiano crede a questa affermazione che non è stata tramandata dalla scrittura. Ordinare di non insegnare dottrine diverse, questo è il problema, questa è la difficoltà. In tutte le Efeso del mondo, anche la tua città è una Efeso contemporanea, forse. Ordinare non possiede solamente un valore imperativo o un valore esortativo, ma anche significa mettere ordine. Bisogna mettere ordine. Le dottrine diverse sono disordine e un cristiano deve combattere ogni giorno la battaglia dell'ordine. Perché il disordine è stato costruito dal nemico e con il disordine tutto emerge nella sua confusione. Provate a pensare all'idea di entrare in una stanza. Noi ieri abbiamo fatto un po' di pulizia e di ordine perché a causa del Covid siamo stati costretti a riporre in modo non ordinato molte cose. E ieri ci siamo trovati veramente di fronte all'esempio di un disordine non dovuto a nostra negligenza, ma al fatto che abbiamo dovuto ammucchiare quasi in alcune stanze alcuni materiali, questo in seguito a quello che voi sapete essere accaduto. E allora ci siamo trovati in un marasma così disordinato per cui era veramente un'avventura trovare qualche cosa, un oggetto, quella. Se noi trasferiamo questa immagine nel nostro mondo spirituale o comunque personale, troviamo che può esistere anche un disordine di tipo mentale e allora noi dobbiamo essere attenti a mettere ordine. La filosofia non ha un suo contrario quando si parla della parola di Dio. Tutto deve essere posto in ordine. Chi ha ragione? Punto di domanda. E allora è un ordine anche per il Timoteo del 2000. Ordina che nessuno insegni favole. L'unica storia vera non è una favola, la parola di Dio è la verità di Gesù, della croce e della resurrezione. Ordinare è un atto doveroso, una responsabilità, una promozione dell'opera di Dio e un atto di fede. Spero di essere stato assolutamente chiaro ed esortativo per tutti. Vi ringrazio dell'attenzione. Chiudiamo con una preghiera. Signore, il tuo ordine, Signore, il tuo ordine è la nostra strada, la nostra guida, il nostro pensiero, essere ordinati come tu ci chiedi. E essere ordinati significa anche imporre il silenzio a chi parla in modo errato. Signore, insegnaci ad essere decisivi e decisi, esortativi, ma anche precisi nel proclamare la tua verità. Insegnaci a trovare all'interno delle nostre comunità nuove energie, sempre più giovani, sempre più preparate a testimoniare il tuo ordine, la tua verità, affinché non emergano dottrine diverse, perché questo rischio lo corriamo anche 2000 anni dopo questi passaggi di cui abbiamo parlato.
Signore, insegnaci ogni giorno la tua verità e insegnaci ogni giorno a controllare come facevano coloro che vivevano a Berea, se le cose stanno così, perché le cose stanno come è scritta nella tua parola, Signore. Ti chiediamo, benedici le nostre comunità, Signore. Benedici le nostre comunità cristiane, italiane, europee, mondiali, le comunità che vogliono portare avanti il tuo ordine, Signore, che vogliono portare avanti l'insegnamento corretto. Benedici con lo Spirito Santo ognuno di noi, anche individualmente, Signore, perché possiamo portare questo contributo e possiamo sconfiggere l'indifferenza, gli empi. Gli empi sono coloro che non si occupano di te, Signore. Tu sei fuori dalla porta. Ti preghiamo, Signore, per tutti coloro che sono entrati negli anni in questa nostra comunità, perché riflettano sul tuo ordine, sulla tua verità e sugli insegnamenti che hanno ricevuto. Ti preghiamo per ognuno di essi, Signore, nel nome potente dello Spirito Santo, nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Grazie Vittorio per questa tua riflessione, sempre di aiuto per la riflessione che poi ci portiamo nel resto della settimana. Grazie. E salutiamo allora adesso coloro che ci seguono da casa con il canto numero 56, Gloria all'Eterno. It's